Amici di Viaggiando con l'Arte, ben ritrovati, nuova tappa per la rubrica che vi accompagna nel Basso Feltrino e Alto Trevigiano alla scoperta dell'arte a 360 gradi. Quest'oggi siamo a San Zenone degli Zellini, Biennale Donne in Arte, con noi due carissime amiche, le organizzatrici, le curatrici di questa bellissima opera, Daria Tasca e Paola Simonato. Ben ritrovate a tutte e due, è un piacere avervi qui e adesso ci lasciamo raccontare e trasportare questo percorso dalle parole di Paola. Ben ritrovata Paola, raccontaci Donne in Arte. Siamo giunti al termine questo ultimo weekend di Donne in Arte, azzurro, uno sguardo sul mio mondo, lo sguardo sul mio mondo. Abbiamo avuto parecchie soddisfazioni in questi 4 giorni, veramente siamo soddisfatti perché ci hanno ripagato del grande impegno che abbiamo fatto per questa mostra. È stato tutto un susseguirsi di emozioni, di immagini, abbiamo incontrato artiste, abbiamo incontrato creatrici che si sono veramente proprio espresse a 360 gradi. Daria, raccontaci un attimino questo percorso immaginario dell'azzurro. È stata, come diceva Paola, un bel impegno, però è stata anche, e specialmente in questi giorni, una gran soddisfazione. Quando ci siamo trovati ancora l'anno scorso per decidere il da farsi, abbiamo detto quello che ci vuole è una cosa positiva. Allora Paola, cosa facciamo? Un bel colore positivo, l'azzurro. Poi cosa facciamo? Ci guardiamo intorno. Allora cos'è? Uno sguardo sul mio mondo. E uno sguardo sul mio mondo come? Allora diciamo, ok, le artiste possono lavorare, aprire delle finestre, il nostro mondo cosa può essere? Il paesaggio però è bellissimo, mare, cielo, terra, tutto quanto, però c'è anche una parte che loro possono esprimere del cambiamento climatico, la parte dura che in questo momento purtroppo dobbiamo convivere anche con questa parte qua, però anche una parte dei sentimenti, e nei sentimenti cosa mettiamo dentro? La famiglia, possiamo mettere dentro anche la religione, perché no, tante cose, però cosa c'è? Abbiamo una guerra, abbiamo il discorso dei migranti e le donne sono passate, poi abbiamo messo dentro una parte anche delle nuove tecniche di lavoro e avevamo le giovani che dovevano esprimersi in modo positivo non solo sui social, si può far bello anche così. Il nostro anche desiderio è quello di lavorare con i giovani. E allora cosa facciamo? Già da quando è partita questa ormai sono 15 anni di Donne in Arte, coinvolgiamo le scuole, specialmente le scuole professionali, perché ci facciamo fare questi vestiti di carta con però il progetto quest'anno era azzurro, uno sguardo sul mio mondo, e poi lì è carinissimo, vengono fuori delle cose proprio belle, stupende, e loro sono contente, quello è il bello, e noi siamo ancora più contenti. Abbiamo coinvolto, come avrai visto, delle ragazze giovani, soprattutto qui nella sala piano terra, che si sono anche loro espresse in tutta la loro fantasia, genialità, eccetera. Pure anche nella stanza accanto, dove sono stati espressi i sentimenti della famiglia, anche lì ci sono delle giovani che lavorano a maglia, fanno telaio, eccetera. Quest'anno abbiamo avuto varie collaborazioni con la scuola, oltre alla scuola di moda che diceva Daria prima, la scuola di musica e la scuola di danza, tutte donne. Se tu volessi invitare le giovani spettatrici che ci sono dall'altra parte della telecamera ad esprimere se stesse, un pensiero. Di rimanere come sono e di fare il meglio che possono fare, con rispetto, con creatività e anche con l'intelligenza.